Papà correva forte. Lo avrebbe detto ai sanitari che lo hanno soccorso il bimbo di 9 anni residente a Trevignano, sbalzato dalla moto condotta dal genitore 38enne. Il bilancio complessivo dell'incidente, avvenuto intorno alle 11 a Sala di Istrana, è di 3 feriti, compreso il conducente della vettura che si è scontrata con la due ruote. I più gravi, ma non in pericolo di vita, sono proprio padre e figlio. I due, secondo una prima ricostruzione, provenivano da nord, dalla rotatoria lungo la Postumia romana. L'automobile, una Dacia Sandero condotta da un 51enne del posto, sarebbe uscita da una proprietà privata in via Baracca, svoltando a sinistra proprio mentre sopraggiungeva la moto. Bimbo e padre sono stati sbalzati ad alcuni metri di distanza, cadendo a terra e riportando vari traumi. All'origine dello scontro potrebbe esserci una mancata precedenza da parte dell'automobilista, ma la polizia locale di Strana sta verificando proprio la velocità del Centauro, utilizzando anche le immagini di telecamere presenti in zona. Il bambino è stato portato in elicottero a Treviso, anche il padre è arrivato al Cafoncello ma in ambulanza. Il conducente della vettura, con ferite meno gravi, è stato accompagnato a Castelfranco.